Facciamo partire? Annuncio dopo che partono, va bene. Perché 5 squalificata per arbitro regolare. Cake your mark. Attenzione, c'è un annuncio squalifica relativo a questa seconda serie. L'atleta che ha nuotato in quinta corsia, Filippo Tosi, è stato squalificato per arrivo irregolare. In acqua c'è la serie numero 1 con Enea Valotto in corsia numero 4, suo il miglior tempo di iscrizione, ricordando che il record della manifestazione è di Filippo Biassin, 2:25 e 36. Enea Valotto 34,64, Andrea Roccasecca 35,85, Andrea Pestrin 36,19 in terza posizione. Al termine di questa gara, ai blocchi di partenza, ci sarà la quinta serie dei 200 d'orso ragazze, saranno quindi 5 le serie femminili previste per la categoria ragazze. Virata di metà gara con Enea Valotto saldamente al comando dalla quarta corsia. 1:10,63 il suo passaggio, 35,99 i suoi secondi 50 metri. Andrea Roccasecca 39,45, Mustafa Kemer 38,50, dalla quinta corsia sale in terza posizione. Al momento il tempo di riferimento è quello di Jonathan Zanghellini, vincitore della terza serie, 2:33,92, rappresenta il miglior tempo fin qui. Enea Valotto alla virata dei 150, 37,80 i suoi terzi 50 metri. Mustafa Kemer sale in seconda posizione con 38,71, Andrea Pestrin 40,17, record della manifestazione, abbiamo detto 2:25,36, Zanghellini è nuotato 2:33,92, Enea Valotto ancora al comando dalla corsia centrale, gara solitaria per lui al comando dall'inizio alla fine, si aggiudica questa vittoria dei 200 d'orso a maschi in 2:26,18, per pochi centesimi, non è record ma comunque vittoria per lui. Mustafa Kemer è secondo in 2:30,85, Andrea Roccasecca in terza posizione con 2:31,53. Attendiamo l'arrivo di tutti gli atleti per ufficializzare questi risultati. Alla partenza la quinta serie